E voglio! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale, sono Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, tutto quello che vedi non te lo compro. Non è vero, il titolo è: se indovini il prezzo te lo compro. Quindi vado bene io, che bello. Mamma mia, che divino, magari lo stiamo. Infatti. Allora, questa è sempre una tipologia di video che ho visto fare agli altri e che avrei sempre voluto fare pure io, ma in realtà a parti inverse, cioè non mi piace che ci spendere i soldi. Infatti, se raggiungiamo almeno 5.000 mi piace, lo faremo al contrario, non me ne fotto proprio di quello che pensi, comprerai tu le cose a me se indovino il prezzo. Ma non esiste. Sì, vabbè, non esiste, lo faccio io. Allora, prima di cominciare lasciate un bel mi piace, 5.000 vi prego, iscrivetevi al canale e soprattutto consigliatemi altri video da fare qui sotto con lei o con l'amante, non lo so, vedi, comunque con una ragazza. Ma fai male questo cosa struppeggia che sei la seconda volta. Questo ti meriti. Tutto a posto. Allora ragazzi, oggi siamo al Campania e dopo andremo nel centro commerciale, l'outlet, la Reggia di Caserta, come c'è la mucca di Caserta. Comunque vabbè, comunque. Ora andremo nei vari negozi, vi spiego un attimo la challenge in cosa consiste. Non lo so per quanto tempo andrà avanti questa challenge, sicuramente non per un paio d'ore. Sì. Hai un margine di errore di 1, massimo 2 euro. Se dico 35 invece sta a 37, va bene? Sì, vabbè, comunque entriamo. Non so come andrà a finire questa challenge, ripeto, è la prima volta che lo faccio. Se vi piace questo tipo di video fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che, vabbè, spero che ci divertiamo, ma ci divertiamo, ci spenderei i soldi oggi, cioè non è che. Ma poi sto notando questa cosa, ma che tanto sfrattata, ma che si bustragona, tra l'altro, pubblicità diciamo occulta. Allora, praticamente ragazzi, se voi consegnate dei vestiti che non utilizzate più a H&M vi regala dei buoni di 5 euro. È molto utile questa cosa. Per ogni busta sono 5 euro, ogni busta di indumenti sono 5 euro. E mamma che fa una quindicinare, 1, 2, 3, 4, 5 buste. Quindi 5 euro. 5 per 5. 5 fa 15. No, ma che se 5 buste? E che ne sai, tu le puntate. Scusami, io dovrei buttare vestiti qui. Incredibile, questa cosa non la sapevo proprio io. Allora, quindi, quanti buoni ti sei fatto da H&M? 4 buoni. 1, 2, 3 e 4. Perché erano 4 buste al finale, non 5. Quindi 5 per 4, 20. Assurdo, che sei papà, è una da tua. Non solo ti regali la roba, ti fatti pure 4 buoni a tua H&M. Perfetto. Allora, io il primo negozio da cui partire ce l'ho. Quale? Primark. Wow, ti hai spiegato. Ti hai spiegato. È il primo negozio che ti rimannanza. Ma non posso vabbè, dire. ok. Aspetta un attimo. Allora, visto che Primark lo sapete, non si capisce niente, almeno indirizzami un attimo su una sezione, cioè su una categoria di cose che ti potrebbe piacere. Me ne vado per un'idea. Perché l'indumento lo devo decidere io, questa è una cosa che non ti ho detto. E poi soprattutto non devi leggere il prezzo qua sopra, cioè è una cosa proprio difficile oggi. Almeno da Primark, perché così è. Amore, non lo so, vediamo qualche accessori. È qualcosa che non ci sta scritto il prezzo sopra. Andiamo, non so. A casa ce ne abbiamo. Cazzo pare i calzettini, eh? I calzettini del pozzo a casa. Queste non ti piacciono? Cioè di solito quando entri da Primark già sai quello che vuoi. Oggi cade la giacca, roba non sai quello che vuoi. Amo perché quando vengo da Primark tipo mi piace tipo le cose, le spignette per il viso, per mettere. Mi pure sta roba. Poi se vuoi qualche altra cosa come vestito andiamo in un altro negozio. Andiamo al reparto beauty. Oh, qua è bello, è propis. Prendimi il turbante per lo shampoo. Un turbante. Ah, quello, la viola. E non lo sai il prezzo? No. Non lo conosci? No. Vabbè, e vieni. E non posso, perché attenti vedo il prezzo. E dove sta scritto? Aspetta, già avrei per me. Aspetta, chiudi gli occhi. Allora, innanzitutto è questo, ragazzi. Eccolo qua. Il prezzo è questo. Allora, vai. Secondo te quanto costa questo turbante? Secondo me costa 3,50 euro. La tua risposta definitiva? Sì. Chiamo, ma non si può cominciare già così, sa 3 euro su cosa. Ciao, miseria, ma già cominciamo così. Vabbè, comunque parte malissimo questa challenge. Cagniamo nei negozi, se no cagniamo proprio video. Già cominciamo così, già i primi 3 euro e via. Ciao, miseria. Sta pure la fila, casino. Wow, quando è sta fila? Maronna, mi fanno cose di 3 euro. Ma vuoi lo zainetto? Ma lo zainetto? Lo zainetto visto che tu stai consumando. Che già consumo? Visto che il tuo zainetto si sta consumando, lo zainetto per Non te. è giornata per spendere soldi per il mio zainetto. Wow, sono Iaribo. Degli rossolini. Ma ci chiudiamo la portafoglio a casa. Ma che cacchio è sto coso? Ma non lo so, ma che ci metti qua dentro tutta la testa, la chioma? Ma che capitina, allora vedere che tiene un capuccio. Qua pare un mutandone. Ciao. Grazie, ciao. Bene, primo acquisto fatto. Secondo negozio in cui entriamo, un negozio di tecnologia. Ti piacerebbe un telefono? Quasi. A me no, mi toccata chiaramente. Allora, andiamo vicino ad un iPhone, perché comunque indovinare il prezzo, credo, di un telefono è difficile, non lo so. Mica sai il prezzo dell'iPhone. Più o meno conosco intorno a cosa si aggira, però non è che lo so precisamente. Appunto, allora, abbiamo mandato su cosa. Amo Singar per cattà però, No, Singar, una carocchia. Ecco qua. Stati laggiù. Aspetta. Allora, vediamo quale tipo di iPhone gli possiamo
possiamo dire? Ma quanti iPhone sono usciti? iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e. Noi se glielo dobbiamo comprare, gli compriamo quello da 256 giga. Vai, vieni di qua. Ma tutto non dovrei mettere in dubbio prezzi e queste cose, perché sennò andiamo a tutti i panni. Allora, non te lo faccio nemmeno vedere. iPhone 16e da 256 giga. Quanto costa? 900 euro. E la tua risposta definitiva? E vieni a Bari. Godo! Ah, quasi. 850 euro. Eh sì, ti Però- piaceva il telefono? No, ma questo qua non mi piaceva, hai scelto quello là che non mi piaceva. E qua, boh, ma io devo scegliere. E quello ti vabbè. piaceva, logicamente? Vabbè, ma questo l'hai visto, cioè questo è meglio il mio. Di meno? Perché questo, Ma amo. che se lo si dice Amo, guarda, c'è una telecamera. Ma ci capito, una tina manca. Dovete sapere, signori, che noi prima di venire qui a registrare questo video non abbiamo neppure mangiato. Quindi diciamo che una clip sul cibo ve la beccate comunque. E devi indovinare il prezzo di quello che andiamo a mangiare, insomma. A te non mangi? No, così lo tuppavo tu. Signori, KFC. Allora, prima di tutto un bel sorso di Coca-Cola perché sono poco cannaro. Poi patatine, importante patatine. Buon appetito. Riprendiamo il nostro giro dell'inferno proprio. Mamma mia, ma quanta gente, ma non lavora tutta questa gente. Come te, per il momento stiamo passando da Toys, giocattoli, non li vuoi? Lovisa, non so cosa venda. Poi Elena Mirò, vabbè, sono tutti negozi di panni, però io fondamentalmente ti porterei comunque all'interno di un negozio dove tu effettivamente la roba che dovrei comprarti te la indossi. E se no è inutile. E io più o meno li so i negozi dove tu vai a spendere. Da Maddalena. Allora, Pandora no, che comunque siamo fuori periodo. Diciamo, ora era periodo di Colomba, no Pandora. Viste comunque varie festività, fraternité, fratamme. Ma dammi 3 motivi validi per cui io dovrei comunque comprarti delle cose. Primo motivo. Video. Secondo motivo. Devi spendere i soldi. Non è un motivo valido. Terzo motivo. Sono troppo belli. Ma che motivo è? Poi vabbè c'è anche il negozio di J Bata. J Bata, se era avuto negozio. Lui Joe. E tu? Ro. Ah, ok, lui Joe e lei Ro. No, Giovanni, vabbè, può stare. Da quest'altra parte c'è uno dei negozi tuoi preferiti. Io entrerei. Zara. Zara lui, Zara lei. Zara pazzo di noi. No, Zara parte di noi. Allora, c'è una vasta scelta. Puoi comprare un po' di tutto, no? No, secondo me. Ma sai, c'è tu once. È tornato. Allora, secondo me questo, giubbino di pelle. Ah, sì, mi serve. Ah, quindi ti piacerebbe? Eh sì, ci la metterò tutta per indovinare quanto costa. Mica già lo conosci. No, amore, veramente non lo No, conosco. giura su chi vuoi. Te lo giuro. Su chi giuri? Su di te. Ok, giurato falso. Allora ragazzi, il prezzo sta qua, eccolo qua. Allora, vai, secondo te quanto costa questo giubbinetto di pelle? Vieni a indovinare. Secondo me tipo... metto paura. Vai, questa ce ne sai ma scopo. Tipo... 59. La domanda è sempre la stessa, la tua risposta definitiva? Wow, ti vedo un po' col fatto, significa che non hai indovinato. No, pure prima la stessa cosa, la stessa domanda. E vabbè, sì. Apri e vedi quanto costa. Siamo, questo lo voglio. No, no, 49,95, 59. Ah, ma non vale, questo me lo devo comprare. E chi su caso che soldi tu, andiamo avanti. Avrei voluto comprartelo perché comunque è un bel giubbino, mi piace pure a me. Però dai, non è finito qua, perché comunque Zara è grande. Zara lui, Zara lei, Zara pazzo di noi. Ci sei rimasto male. Ma perché Zara fa i prezzi a cazzo, una volta li alza, una volta li... Questo quindi è un dissing verso Zara. Oh, Vabbè, ma dai. aspetta, ci stanno i tagliere che non mi servono. Ah, non sei voluto tagliere. Ma che è un tagliere? Tagliere i salumi di formaggio? No, devo andare sta a scritto... No, amo, non ho, ti giuro che non ho letto. Co- Voglio vedere se mi piace. Come fate a non leggere? Ti giuro che non ho letto. Ma com'è? Che l'ha avuto cosa? Cioè, chiedo l'intervento del VAR. Facciamo una prova. Ti piacerebbe questo? Non lo so, amo, me lo devo provare. Voglio Hai vedere- capito, ma è un colore, una cosa, non so. Il Cioè. colore sì, mi piace, però Ma capito, tu veramente mi non avevi piace letto? No, ti giuro, almeno non Allora aspetta, manco qua devi leggere. E stanno dentro i prezzi, hai capito? Non leggo, non li leggo. Non li Ma sto ne hai capito leggendo. come funziona il gioco? Se non vedo il modello, come faccio? Io mi avvicino per vedere il Vai, modello, no? vedi il Per vedere modello prezzo. senza vedere. Questo è bello, mi piace. Ma che... com'è fatto? com'è Ma fatto? sì. Che in mano l'hanno fatti secondo me? Però è carino, Il prezzo è questo qua. Vediamo, secondo te, quanto costa questo tagliere beige? Ma non è il tagliere, quello è solo il blazer nella giacca. Quanto costa solo la giacca? Secondo me solo la giacca una cinquantina d'euro. 50 è il tuo prezzo definitivo? No, 45. È il tuo prezzo definitivo? Vedi quanto costa, apri. Cioè, vedi come fai i prezzi proprio a... Cioè, incredibile, A in questo cazzo. caso dovevi dire... È quello che ho detto prima. Oh, ma non come sto potendo! Prima hai detto 59 di là, invece era 49. Cioè, comunque il video è... Tento di il prezzo e lo compro per tutto il tuo centro commerciale, non solo da Zara. Vabbè, allora vediamo solo quello, Primo sul c'è suo... un altro giubbino di pelle. Allora, ho trovato un giubbino molto simile a quello che abbiamo visto prima. Tra l'altro so anche il prezzo. E questo, che prezzo fa? Pensaci bene, è la tua ultima chance. Da Zara. Sì, chiedila, io
porto da casa? Ma trova una... Dici, perché ti piace? È Ulis. È molto caruccio. 45. 45 la tua risposta Ma lo definitiva? vedi che facce che fai? No, ma che faccio faccio? No, e fai le facce, capito No, che no, non per mi normale. convinci. 45 la tua risposta definitiva? Sì. Apri, vedi, leggi. Vai, posso essere pure felice di comprartela. E invece... Ma no, amo, lo stavo dicendo. Vabbè, basta. Non voglio fare più questi video con te. Bene signori, la Zara ce l'ha andata molto molto bene, ma non è finita qua perché No. comunque andiamo in altri negozi. Ma dove stiamo andando mo di qua? E che ne sai? Signori, altro giro, altra corsa, altro negozio. Berska, altro negozio dove di solito comunque spendi, dove di solito entri. E non compro mai niente, però può essere che c'è qualcosa che mi può piacere. Ma hai letto il prezzo Non sicuramente? l'ho letto, amo, ma te lo giuro, ma non vedi che veramente non li leggo? Mi metto a vedere il modello. E questo ti piace? Sì. Ti piace questo modello? Carino. Ma lo vuoi vedere? Ma addosso, scusa. Cavolo, ne manca i pelli, cioè a te qualsiasi tipo di Sì. giubbino serve. Mo. No, vedo le cose che mi piacciono, perché non è che mi serve proprio. Il giubbino di pelle mi serve perché si è fatto brutto qua dietro. Quindi facciamo il gioco? Andiamo? Questo che prezzo fa? Vai, non l'ho fatto dire a loro. 30 euro. 30 euro. È la tua risposta definitiva? Sì, tanto non è carrato. Vai, pre. Wow, è ingarrato. Amo, però potevo ingarrare le altre cose. Ma perché allora che se ti piace? Sì, però un'altra cosa mi piacciono di più. Vai, a misura. Questo lo posso comprare, ma è incredibile. Garra 30 e 29,99 euro. Io amo. Ma come c'è di solo accanto a un giubbino, non spiene un euro e si pure scontento. Sì, amo, perché volevo quell'altro? Perché a me mi dispiace che mi compri questo qua. E ti accatti tu, il lato. No, perché te spendo io di più e tu di meno? Vai, l'attaccapanni. Date come mami, sostentini in suo pace. Speriamo che non ti piace. No, vabbè, sto sperando che ti piace, perché comunque vorrei comprartelo questo è caruccio proprio. Questo è tipo hip hop, più largo. Vediamo un po', non è brutto. No, non è brutto, però questo va bene con i pantaloni stretti. Quindi lo shoppiamo, Ma c'è solo questo colore? Ma che ne sai, che fai? Andate tu pescari. Posto? Ciao, e stiamo a dove? 30,15 euro perché ti ha scattato pure la busta, te? Allora, adesso se indovini il prezzo del bagno, ti porto a cagare. Ma una bella mutanda tua intimissima, ti piace? Sorama! Allora, siamo fuori da uno dei tuoi negozi preferiti per trucchi e parrucchi. Cosa viene, Cati? Ti dico la verità, ma stanno i prezzi per tutto cioè stanno i prezzi proprio in bella vista. No, veramente. Ma tu non sei tanto ferrato sui profumi? Allora, no made. A parte che stanno pure vari prezzi. Certo, dipende dalla bottiglia. No made clone. Allora, ti prendo questo qua in mano. Questo, secondo te, Wow, che prezzo questo è? è quello che mi piace. Proprio chi stai? No, però non ridere, perché secondo me già lo sai. 30 ml. Quanto costa secondo te? 110 euro. La tua risposta definitiva? Sì. Leggi. Wow. 91 euro e quindi si posa, signori. Che ne pensi? Non vale. Come non vale? Però, stando da Sephora, visto che stanno anche i trucchi, ti serve qualche trucco in particolare? Allora, ultimamente ho acquistato, grazie alle mie amiche che mi hanno fatto il buono per il mio compleanno, tanti trucchi. Parecchi di Huda Beauty e mi piacciono. Ruston? No. Diciamo io no, ma che ne sai? Ecco qua, signori. Vabbè, cosa? Non so, scegli tu qualcosa. Ma se non tu mi poi cosa che scelgo? Scelgo questo. Ti piace? No. Vedi tu, ma che ne sai? Ok, ho scelto questo. Amore, tale e quale. Questo? Sì, anche se non questo colore, vabbè, costano tutti uguali. Uno più chiaro. Vabbè, abbiamo deciso il prezzo. Se lo indovini te lo compro. 25 euro. Ma è impossibile, la tua risposta definitiva? Sì. Ma signore, ma sta a 24,50 euro. Ah. Wow, mo fai finta di non sapere. Scegli il tuo colore e ti compro questo rossetto e poi via. Signori, terzo acquisto di giornata fatto. Ma non abbiamo ancora finito qua, ci facciamo qualche altro giro, pure perché mi stiamo andando a male tutti i panni. Sì. A few moments later. Ragazzi, all'improvviso cambio location. Mamma mia, che è su calore, mi stai tanto. Bene, entriamo da Nike. Non si può mai sapere. Vediamo. Comunque. Che di merda, mamma mia, che è su figlio, appena si metterà su. Allora, ho qualcosa per la palestra. Sai, tipo queste cose qua. Cioè, qualcosa tipo qualche ciclista così mi piace. Questo? Vabbè, questa potrebbe andare. Allora, signori, vediamo un attimo il prezzo. Non si può mai sapere. Quanto costa? Faccio le Vai, allora, visto che l'hai adocchiato, stesso tu, effettivamente ci può stare pure per quando si fa palestra. Secondo te quanto costa? Ma non parlo, sicuro. 35 euro. È la tua risposta definitiva? Si vede un po' afflitto però questa Ah, da volta. voto. Ragazzi, ve lo giuro, faccio sempre la stessa identica faccia dall'inizio del video a mo'. Sì. Vedi? Ma perché prezzo ha utile? Allora, se fosse Sì, stato 35. esatto, se fosse stato il prezzo normale 35, visto che il prezzo outlet 25 e quindi no 24 e quindi andiamo. Godo. Allora, sbagliato da Nike, andiamo dal diretto avversario, concorrente di Nike, ossia Adidas. Perché avrei in mente un prodotto in particolare. Sì, vogliamo la Adidas, decidesse, vedesse quello che ci piace, quello che ci serve. Ma no, ci decido io. Allora, ecco qua, appena siamo entrati. Tipo le scarpe.
Ah, che bello questo qua. Le scarpe quindi ti potrebbe... Ma infatti quello era il prodotto che ti volevo prendere. Cioè ti vorrei. Ah, Allora, se indovini il prezzo, la butto. Quanto costa? 35 euro. Oh. Ecco qua, la butto per terra forse volevo dire. E tropicosa Brasi. E vai, ne abbiamo direttamente quelle a questo punto. Oh, questo è qua? Queste? Anche. Allora, se queste ti vanno bene, quanto costano? Pensi non leggiamo anche le T, le leggiamo insieme dopo. Così non dici che la faccio e faccio, perché non lo conosco proprio il prezzo. Incredibile, sto rischiando, è qua. 45 euro. Non lo so, secondo me stanno di più, però 45 No, euro. sono 45 È euro. la tua risposta definitiva? Vediamo, che non l'hai visto. Non ci credo, sta scritto qua. Wow, 45 euro. No, ja, non fa scemo. No, veramente non l'ho letto. Non l'avevi letto? Però avevo letto di qua 42. Cioè, ma una Ind. Volevo un end, però poi ho letto a fianco, guarda, 56. Dopo però l'ho letto, dopo che ho detto 42. Questo 42. 45, guarda Gizzo. Vai, vedi un numero che ti serve. No, Incredibile. Senza niente pure. La frena è buona, vai, Che fa? Andiamo o no? Sei venuto buono tu oggi, vai. Grazie. Ciao. Bene ragazzi, credo che questo video possa terminare tranquillamente qui. Basta. Con l'ultimo acquisto fatto, siamo andati praticamente qualsiasi tipo e categoria di negozio. Oh mamma, ma quando dobbiamo fare il prezzo? Lo conosci, non lo conosci? Faccio conoscere io. Poi io finisce qui questo video, però facciamo un attimo prima di chiudere e salutare un resoconto finale. Allora abbiamo sicuramente comprato, quella cosa per i capelli, come si chiama? Turbante. Il turbante quando fai lo shampoo, 3 euro. Poi un giubbino da Bershka, attualmente non ricordo il prezzo ma siamo sui 30 euro, quindi 33 euro. Poi il lip gloss dal costo di 24,90 euro, quindi siamo 25 più 30, 55 più 3, 58. E l'ultimo acquisto, le scarpe, un scudino da ancora qua, 45 euro, 45 più 58. 103. Ho speso 103 euro per questo video, soldi buttati solo e esclusivamente per voi, quindi guardate questo video perché a 5.000 mi piace mi potrò prendere una bella e grande rivincita. Io fatelo per me, mettete 5.000 mi piace perché facciamo l'inverso, là ci divertiamo noi, quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E Ciao.